Il calcio di Serie D ha chiuso i battenti da un paio di settimane e già si registrano i primi problemi societari che hanno portato a dimissioni in seno alla compagine biancorossa del Canicattì. Come si ricorderà, il club dell'Ovatalia nelle ultime stagioni, durante le quali ha ottenuto una promozione ed una salvezza onorevole, giocando stabilmente fuori casa per mancanza di stadio, dopo le dimissioni del presidente Angelo Licata sono arrivate anche quelle delle cariche sociali, composte dal vicepresidente Faustino Giacchetto, dal consigliere Vincenzo Tolone, dal direttore sportivo Alessandro Avarello e dell'intero gruppo dirigenziale. Gli organi sociali resteranno in carica per l'ordinaria amministrazione e per onorare tutti gli impegni finanziari ad oggi assunti. Nei prossimi giorni sarà convocata un'assemblea dei soci per deliberare il futuro del Canicattì. Per quanto riguarda la neopromossa Agregas, solo voci ed illazioni che stanno mettendo alla frusta le coronarie dei tifosi biancazzurri. L'attuale patron Giuseppe Deni nei giorni scorsi ha diramato un comunicato stampa con il quale lanciava dei messaggi ben precisi, vale a dire aiuto imprenditoriale ed interventi urgenti alla struttura dello Stadio Seneto. Al momento alcuna risposta, ma le voci insistenti di corridoio fanno emergere i futuri abbandoni di alcuni elementi dello staff tecnico e del parco giocatori. Tra smentite, tante chiacchiere e poche certezze, l'Acregas sta vivendo una situazione di stallo e ci preoccupa non poco l'ambiente che vuole vederci chiaro. Nell'Icata, invece, si respira aria di grande soddisfazione dopo aver sfiorato il salto di categoria con la disputa dei play-off. Ancora incerto il futuro per il tecnico Pippo Romano, corteggiato da numerosi club di categorie ed oltre. Stesso discorso anche per i numerosi giovani che si sono messi in evidenza durante l'arco della difficile stagione di Serie D. Per tutti e tre i club agrigentini saranno importanti le prossime settimane, quando le rispettive dirigenze dovranno programmare il proprio futuro.